chi è presidente di una determinata associazione come quella dei comuni a livello nazionale non può farsi trasportare dal proprio credo politico. Decreto sicurezza, dopo la lettera inviata dai primi cittadini a livello nazionale, sono i 36 sindaci trevigiani della Lega ora a farsi sentire con un documento comune che si rivolge sia agli amministratori ribelli di centrosinistra sia al presidente dell'ANCI nazionale De Caro. Il messaggio che si vuole fare arrivare a De Caro è che i sindaci sono tenuti a rispettare sempre e comunque le leggi, anche quelle che non piacciono. Oggi queste sono regole che piacciono magari di più ad amministratori della Lega e un po' meno ad amministratori del PD, e se ieri quelli della Lega, sindaci, dovevano conformarsi a regole che non piacevano, lo hanno fatto, e oggi è doveroso che lo facciano i sindaci del PD ai quali magari piace poco questo decreto. Punto. Dispiacciono, scrivono i sindaci del Carroccio, le accuse di mancanza di umanità ai tanti primi cittadini veneti, sempre in prima linea e pronti ad aiutare chi veramente ne ha bisogno. Ora è chiaro a tutti da che parte sta il PD, come si attende di capire se l'ANCI rappresenti tutti i sindaci in modo equo o solo una parte di essi. Le leggi votate in Parlamento, aggiungono, vanno rispettate, non siamo al supermarket dove ognuno prende quello che più piace. Credo sia opportuno che facciano delle riflessioni. Quei sindaci che non vogliono applicare il decreto Salvini hanno la possibilità di non farlo dimettendosi. Questo decreto porta avanti istanze che tanti comuni aspettavano da tempo. La politica della gestione dell'immigrazione portata avanti da questo governo e nello specifico dal ministro Salvini ha dato dei risultati che magari sino a ieri sembravano insperati, ma io credo ben colti molto positivamente dalla popolazione.